La testimonianza che adesso vi presento è di un uomo giovane, forte, sano, sportivo, molto attento perché lavora in ospedale ad Abano, eppure il coronavirus lo ha colpito molto duramente. Ne sta uscendo a fatica. Faccio l'infermiere ad Abano Terme in sala operatoria. Bisogna stare attenti e anche stando attenti sicuri non si è. Io non so dove mi sia infettato, se a lavoro o quelle 2 o 3 occasioni nelle quali sono andato a fare la spesa. Andrea, dici come ti sei sentito all'inizio, quali sono stati i primi sintomi? I primi sintomi sono stati quelli di una comune banale influenza, moltiplicati all'ennesima potenza, tantissima stanchezza addosso, un affaticamento precoce e una debolezza e un dolore alle ossa. Poi è arrivata la febbre alta che inizialmente non rispondeva alla tachipirina. Quando ho saputo della positività al virus mi sono messo in isolamento in questa stanza, ho un piccolo bagno a disposizione, oltre una porta il resto è la mia famiglia, mia moglie e i nostri 3 bambini. Oltre alla febbre è comparsa poi la tosse, la difficoltà di respiro, fino a che ho capito che da solo non ce l'avrei potuta fare e ho chiamato il 118 avvisando di essere un Covid positivo e sono stato ricoverato a Padova, dove ho trovato grande cuore, oltre che grande attenzione, disponibilità, comprensione. Lì mi è stata impostata una terapia specifica che sta dando piano piano i suoi frutti. Parlo piano, lentamente a voce bassa, in maniera da non dover tossire troppo, perché sennò sarebbe tutto un colpo di tosse. Però va meglio, la febbre non c'è più. Andrea, mi dicevi che insieme alla paura hai scoperto anche un lato positivo di questa sofferenza. Ce la racconti? Questi giorni li porterò con me come giorni della speranza. Quello che con più forza voglio portare con me da questa esperienza. Io e la mia famiglia, mia moglie, Mabel, e i nostri figli siamo stati letteralmente travolti da un mare d'amore, fatto di messaggi, di telefonate, di spese, di giretti alla farmacia, di piccoli regalini, fatto di comprensione, fatto d'ascolto e fatto di parole. È qualcosa di imprevisto e straordinariamente bello. È un abbraccio caldo che non scorderò mai. Grazie Andrea, grazie davvero. Buona guarigione e buongiorno Mattino.